Adesso ci spostiamo a Monselice, dove sono tornati in azione i cacciatori del mistero. Vediamo. Non chiamateli acchiappafantasmi, i Ghost Hunters sono cacciatori del mistero, distanti, dicono, dalla tradizione cinematografica americana. Con il permesso dell'associazione Lapis, chiamati da qualcuno per pare dei fenomeni soprannaturali, hanno indagato nelle ore più buie della notte al Museo San Paolo di Monselice. Presenze, fantasmi, eventi inspiegabili come porte che si chiudono o rumori inaspettati. Con la loro strumentazione all'avanguardia, audio e video, la ricerca di tracce di possibili manifestazioni dell'aldilà. Suggestione, dice qualcuno, fenomeni che, se studiati, possono essere spiegati dalla scienza, ma per i Ghost Hunters c'è solo voglia di dare un nome al mistero. Molte attrezzature sono state posizionate nell'area degli scavi del complesso monumentale e nella Sala della Buona Morte, sala in cui nel 1659 venivano assistiti gli infermi. Vi si seppellivano i defunti propri e i cadaveri abbandonati. Uno degli obiettivi dei Ghost Hunters è quello di riscoprire miti, leggende e misteri legati al territorio e spesso abbandonati, un patrimonio immateriale, dicono, da preservare e da tramandare alle nuove generazioni, una memoria collettiva che torna a vivere. Si definiscono scettici di fronte ai fenomeni non spiegabili, giudicandoli interessanti solo dopo un'attenta analisi attraverso gli strumenti ritenuti più consoni per indagare il mistero.